15 milioni di euro per ricostruire la diga di Santa Margherita Ligure distrutta dalla mareggiata di ottobre, stanziati dal governo in 2 tranche. Lavori al via a settembre, si concluderanno nel 2020. Con il workshop all'ex convento dell'Annunziata è entrato nel vivo la terza edizione del Discover Italy, una quarantina di tour operator presenti, in vetrina le eccellenze del Levante Ligure. Il mondo del volontariato alle prese con la riforma del terzo settore, necessari adeguamenti normativi, il Celivo conferma l'impegno a fianco delle associazioni, accordo con l'ordine dei commercialisti. Un tempo per uscire dalla scontatezza, sono le 24 ore per il Signore, celebrate da oggi fino a domani in diverse chiese della diocesi. La cattedrale sarà aperta fino a mezzanotte. Nel cammino della visita pastorale, questa sera a Santa Margherita Ligure il dibattito pubblico al Cinema Centrale. Ieri la messa a San Michele di Pagana, il Vescovo ha invitato ad annunciare la gioia del Vangelo. Vigilia del 28° viaggio apostolico che porterà domani e domenica il Papa in Marocco. Videomessaggio di Francesco al caro popolo, intanto pubblicato motu proprio sulla tutela dei minori. Unitalsi compie 90 anni, a Chiavari sabato 6 aprile l'inaugurazione della nuova sede, intanto domani e domenica in diocesi la distribuzione delle piante di olivo. Buonasera ai telespettatori di TG Oggi. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Entro il 2020 la diga foranea di Santa Margherita Ligure, distrutta dalla mareggiata di fine ottobre, sarà ricostruita. Ad assicurarlo il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, che questo pomeriggio ha annunciato un finanziamento di oltre 15 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori. Intanto la giunta del comune ha già approvato il progetto definitivo che passerà ora alla conferenza dei servizi. Sentiamo. La messa in sicurezza del porto di Santa Margherita Ligure inizierà entro il 30 settembre del 2019 e sarà completata entro il 2020. Per portarla a compimento serviranno 15 milioni di euro che il governo finanzierà in 2 tranche distinte da 7,5 milioni di euro ciascuna, la prima nel 2019, la seconda sul 2020. L'annuncio arriva al termine di una riunione tenutasi questo pomeriggio in comune, a cui hanno partecipato tra gli altri il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Prima della primavera del prossimo anno sostanzialmente saremo in grado di aver realizzato tutti i lavori necessari per un valore, secondo la progettazione, di circa 15 milioni di euro. Questo è l'impegno che oggi ci siamo presi come parte del Ministero del Provveditorato e credo che appunto oggi abbiamo chiuso anche con le date, che è la cosa più importante, perché sì, ci sono delle scadenze, se no poi i soldi li perdiamo, quindi dobbiamo essere in grado di realizzare le opere in maniera scadenzata, partendo da subito, quindi ci sono degli obiettivi entro settembre, ci sono degli obiettivi prima. Subito dopo l'incontro nell'aula consigliare del comune si è riunita la giunta di Santa Margherita Ligure che ha approvato il progetto definitivo, il quale, ha spiegato il sindaco, è stato calibrato su un evento atmosferico di pari intensità a quello della mareggiata del 29 ottobre. A breve si riunirà la conferenza dei servizi, settimana prossima poi sarà firmata una convenzione tra regione, provveditorato e comune con cui si nominerà il comune ente attuatore con un ruolo strategico di coordinamento nell'intervento. Prossima settimana dovremo chiudere la convenzione per poter partire, e spero nelle prossime ore ci sia l'approvazione definitiva del progetto in modo da poter poi andare avanti nell'intera regione. Io ho detto, per noi è l'unica opera, diciamo, a mare che ha subito gravi danni qua nel Tiguglio, che era proprio sotto il provveditorato e quindi con diretta competenza del nostro Ministero. Parliamo di turismo, secondo giorno per la manifestazione Discover Italy. In questi giorni nel Tiguglio sono presenti decine di tour operator italiani e stranieri a cui vengono presentate le eccellenze del nostro territorio per poter così stringere accordi commerciali in vista della stagione turistica. Ieri sera al cocktail di benvenuto a Sest Levante, dove questa mattina si sono tenuti gli incontri fra gli operatori.
Oltre 1500 colloqui fissati, una quarantina di tour operator provenienti da 19 nazioni. Con questi numeri si è aperta a Sesti Levante la seconda giornata della terza edizione del Discovery Italy, il workshop durante il quale offerta e domanda in ambito turistico si incontrano per stringere accordi. In vetrina le eccellenze del Levante, insieme per dare forza ad un prodotto unico nel mondo e molto apprezzato dai turisti stranieri, capace di generare un indotto importante per l'economia del territorio. C'è un grosso incremento e un grosso flusso da parte degli Stati Uniti, complice il discorso delle Cinque Terre, c'è una grossa presenza del mercato svizzero e c'è una grossa fetta di mercato che rappresenta l'Europa. Anche il mercato canadese, anche il mercato australiano sono mercati a cui stiamo prestando molta attenzione. La giornata della terza edizione del Discovery Italy si è aperta ieri a Chiavari con la visita del centro storico, proseguendo poi in serata con il cocktail di benvenuto curato a Sesti Levante dai ragazzi dell'Accademia del Turismo di Lavagna. Domani invece le visite sul territorio toccheranno Framura, Deiva, Marina e Moneglia. Un territorio, quello del Tiguglio, che ha saputo risollevarsi anche dal punto di vista dell'immagine dai danni provocati dalla mareggiata. Tra le tendenze registrate quest'anno il maggiore interesse per la Liguria da parte del mercato russo. La Liguria è sempre una delle regioni preferite dai turisti russi, in quanto noi siamo appunto un tour operator russo e quindi crediamo che la prossima estate sarà comunque un'estate in cui i turisti russi cresceranno. La Liguria è ricca di eccellenza, partiamo da Genova, che comunque sta diventando una delle città importanti anche per la rinascita del turismo e tutto il resto. Poi abbiamo le due riviere, la riviera del Levante e la riviera del Ponente, che da Sanremo all'Asto di Anna Marina per Ponente e per il Levante, partendo dalle Cinque Terre, arrivando a Portofino, Santa Margherita, danno tutto quello che a un turista può piacere in una vacanza, sia balneare che anche poi sportiva, dal trekking alle mountain bike, tutto quello che può rappresentare una vacanza attiva. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com per una notizia che ci porta a Lavagna. L'area che è stata liberata dopo l'abbattimento della veranda Ostigoni sarà utilizzata per riorganizzare la sistemazione dei banchi del mercato giornaliero. Lo comunica la commissione che guida la città. L'obiettivo è quello di valorizzare la piazza centrale attraverso una sistemazione più organica che permetta di migliorare la viabilità pedonale e l'utilizzo dell'area di vendita. Torniamo a parlare di sanità adesso. L'eventuale ingresso dei privati nell'ospedale di Rapallo ha infiammato la discussione sul tema delle privatizzazioni in ambito sanitario. Ne abbiamo parlato in diretta TV, sentiamo che cosa è emerso. L'accostamento delle parole pubblico e privato in materia di sanità è qualcosa che da sempre fa discutere. Dopo l'impasse che sta interessando i 3 ospedali del Ponente, poi, un eventuale ingresso dei privati nel polo di Rapallo ha fatto emergere timori e criticità sottolineati anche dalla politica del territorio. Per i medici di medicina generale, una partnership in convenzione col sistema sanitario nazionale non è da rifiutare, a patto che non ci sia un depotenziamento del settore pubblico. La paura che abbiamo è quello che un sistema sanitario come il nostro, che comunque sulla carta e anche sui giornali, sui media, viene definito come uno dei migliori del mondo, ci sia qualcuno che al di sopra delle regioni possa decidere diversamente. Tra i difensori del servizio sanitario pubblico c'è anche il Comitato Assistenza Malati Tiguglio, che nel difendere un sistema a sostegno dei pazienti e non del profitto immagina scenari negativi. Lo sai cosa succederà? Il pubblico farà le cose da 3 soldi e il privato farà i lavori di alto livello. Finiremo così. Di diverso avviso l'assessore regionale Sonia Viale. In Italia è in vigore la legge 502, spiega, che disciplina la partnership tra pubblico e privato proprio per evitare rischi, una norma in Liguria poco utilizzata. Un esempio lo avete qui, dove i vari interventi di alta complessità vengono realizzati a costo zero per il cittadino, perché essendo convenzionato è sotto il regime pubblico, quindi non creiamo allarmismi, ci sono leggi nazionali che governano il sistema, non si possono fare fughe in avanti e ciò di cui stiamo parlando comunque all'interno del sistema sanitario pubblico. Sta all'intelligenza della politica calibrare, ovviamente con giudizio, senza andare a creare situazioni complesse da gestire, e devo dire che fino ad oggi in Liguria questo non è accaduto.
Cambiano i nomi di due vie a Carasco. La parte di via Pontevecchio compresa tra il Ponte e la provinciale 225 diventerà via Professor Silvio Rolando, medico professore specializzato in urologia che è nato e ha vissuto proprio a Carasco tra la fine dell'Ottocento e la metà del XX secolo. Invece una parte di via Piani, dove sorge l'edificio delle scuole, diventerà via Montegrappa in memoria del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. La decisione dell'amministrazione comunale è stata presa per ovviare alle diverse problematiche verificatesi nella consegna di merci e corrispondenza ad alcune aziende e famiglie del territorio. Il mondo del volontariato è a un punto di svolta. Con l'introduzione della riforma, tutte le realtà che operano nel terzo settore sono chiamate ad un adeguamento normativo che tocca diversi aspetti, a partire dai contenuti del proprio statuto. Ad affiancarli in questo delicato passaggio c'è ancora una volta il CELIVO, il Centro Ligure per il Volontariato, che ha stretto un accordo con l'Ordine dei commercialisti genovesi e la Regione Liguria. Di questo se ne è parlato nei giorni scorsi a Genova. Per noi c'era Roberto Costa. Entro il 2 agosto del 2019 tutte le organizzazioni di volontariato iscritte al registro e le associazioni di promozione sociale iscritte al registro dovranno adeguare i propri statuti al codice del terzo settore. Il CELIVO ha predisposto insieme alla Regione e all'Ordine dei commercialisti degli schemi di statuto per aiutarle e sta anche svolgendo degli incontri di consulenza collettiva e individuale, sempre gratuiti, per accompagnare le associazioni in questo adempimento. Tra l'altro un territorio, tutta Italia, ma anche la Liguria, molto attivo nel mondo del volontariato. Assolutamente, la Liguria ha una tradizione storica secolare nel mondo del volontariato. A Genova sono nate alcune delle più antiche organizzazioni di volontariato italiane, sono tantissime le associazioni interessate dagli adempimenti della riforma e pochi mesi per aiutarle ad adeguarsi. C'è qualcosa che deve fare per primo il presidente di un'associazione? Assolutamente sì, abbiamo una scadenza abbastanza imminente, il 3 agosto del 2019, le associazioni attualmente iscritte nei registri regionali, quindi organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, come peraltro anche le ONLUS, devono modificare i propri statuti e adeguarli alla normativa. E qual è il punto fondamentale di questo statuto nuovo? Cosa cambia? Allora, si può dire in due parole? Beh, insomma, intanto bisogna inserire nei propri statuti diciamo, gli acronimi delle TS, delle enti del terzo settore, e richiamare quelli che sono uno degli obiettivi principali diciamo, delle attività che vengono svolte, e tutta una serie di altre, diciamo, condizioni, per esempio avere almeno 7 membri, che questa è una delle condizioni essenziali, e quindi va ovviamente modificato e adeguato. Comunque Regione Liguria, insieme appunto al CEI Servizi, ha costruito un statuto tipo che è a disposizione di tutti, quindi può essere, come dire, utilmente fruibile per poter modificare i propri statuti. Sono 22 i progetti che sono stati selezionati su 60 che hanno inviato la propria idea imprenditoriale nell'ambito del progetto Liguria Crea Impresa. Inizieranno adesso un percorso di sviluppo nella sede di YLab a Chiavari. Nei prossimi 2 fine settimana, per 8 ore di lezioni al giorno, i professori del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e alcuni imprenditori e professionisti aiuteranno i candidati nello studio e nello sviluppo del loro progetto. Voltiamo pagina adesso. Nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari le 24 ore per il Signore si sono aperte oggi alle 18 con una Santa Messa presieduta dal Vicario Generale della Diocesi, Don Stefano Mazzini. A seguire l'esposizione dell'Eucaristia e l'inizio del tempo di adorazione e le confessioni. Dalle 21 alle 22 ci sarà un momento di preghiera e di ascolto. Domani l'Eucaristia sarà esposta dalle 7 e sino alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni. L'unica messa che sarà celebrata è quella delle 9:30. Alle 18 poi la messa prefestiva della quarta domenica di Quaresima. Telepace trasmette in diretta le 24 ore per il Signore dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto su Telepace 4 al canale 218. Sentiamo ora il parroco della cattedrale, Don Mimmo Borzini, a cui abbiamo chiesto qual è il significato di questo tempo. L'invito che il Papa ci fa a guardare il Signore è un invito che può toglierci dall'abitudine, come una domanda che rivolgiamo a noi stessi. Ma questa cosa ti interessa? Questa cosa è importante per te? No? E questo per me è il primo richiamo che fa. Cioè è come se mi togliesse
dall'abitudine, dal saputo, e mi dicesse: senti, guardami un po', mi vuoi? No. E questo a questo non si può rispondere semplicemente con un fatto di tradizione, di consuetudine, no, piatto. Possiamo dire, in base all'esperienza degli anni passati, che un po' di gente è passata e si è confessata, c'è chi è stato davanti al Santissimo. L'importanza di questo momento è data dal fatto, come dicevo prima, che tu devi prendere una posizione consapevole, no? E quindi impegnata, dove la tua libertà è messa in gioco, dove ti togli dal torpore e dal dormiveglia, no? Dove ti togli dal fatto di fare una cosa perché magari siamo cristiani o perché Tizio ce l'ha detto, Caio ce l'ha detto, da toglierci da questo modo scontato e formale, no? E il Signore ci prende e ci dice: stai con me. Quindi invitiamo chiunque a fermarsi, anche perché trovare la porta della chiesa aperta in un orario non consueto anche per la cattedrale sicuramente è un invito ad entrare, anche per un semplice momento di adorazione o di preghiera. La chiesa è aperta per tutti e quello che dobbiamo tenere sempre aperto è che andando dal Signore ed essendo la chiesa aperta, non è detto che non possa succedere qualcosa di imprevisto e di inaspettato. Proseguono gli appuntamenti inseriti nel calendario della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini dalle parrocchie di San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure e Portofino. Questo pomeriggio il Vescovo è stato nella parrocchia di Santa Margherita per un tempo di incontro e di colloqui personali e poi la celebrazione della messa. Questa sera alle 21 al Cinema Centrale l'incontro pubblico con il pastore della diocesi sul tema della fede e della società di oggi. Tutti sono invitati a partecipare e a intervenire. Ieri intanto la messa nella parrocchia di San Michele di Pagana. Vediamo. Uscire dall'adattamento a gesti religiosi ormai consolidati per ravvivare la comunità e dare testimonianza della gioia del Vangelo è il primo scopo della visita pastorale. Lo ha detto Monsignor Alberto Tanasini celebrando la Santa Messa nella parrocchia di San Michele di Pagana. In questa comunità il Vescovo tornerà domenica per visitare le zone colpite dalla mareggiata e per celebrare l'Eucarestia delle 11 assieme ai fedeli. Un momento ulteriore di questa visita pastorale nella quale, ha confidato il Vescovo ai parrocchiani di San Michele, lo stesso pastore della diocesi sta ricevendo molto. Io stesso ricevo molto da questo condividere la fede, non solo annunciarla, non solo testimoniarla, non solo garantirla, qual è il compito degli apostoli, ma condividerla. E il Signore mi dà la grazia di condividerlo. Traendo spunto dalla liturgia, Monsignor Tanasini ha poi riflettuto sul sentimento di tristezza espresso dal profeta Isaia nel momento in cui si voltano le spalle al Signore, esperienza piuttosto attuale oggi. Diventa nostra quella tristezza e ci fa domandare se noi possiamo ancora di più amare il Signore, e ancora meglio, e ancora più sul serio. Il Vescovo ha invitato a chiedere il dono dello Spirito che dà luce agli occhi e infiamma i cuori. Farsi carico di un mondo che volge le spalle a Dio significa chiedere al Signore che col dito di Dio vinca le tenebre e dirlo. Il Vangelo è gioia. Il Vangelo è la verità dell'uomo secondo il disegno di Dio. Il disegno è pace del cuore.
Il Papa adesso, anche quest'anno Francesco, ha presieduto la celebrazione penitenziale in San Pietro, dando via all'iniziativa delle 24 ore per il Signore, momento culminante, la confessione del Papa che si è inginocchiato penitente prima di impartire lui stesso il sacramento a 11 fedeli. Al centro dell'omelia poi il perdono di Dio, segno di un amore assai più grande di ogni peccato commesso dall'uomo. E intanto un motu proprio, una legge e le linee guida per lo Stato della Città del Vaticano, ad emanarle oggi è stato Papa Francesco, dando seguito a quanto era stato annunciato al termine dell'incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa del febbraio scorso. Notizia che andiamo a leggere anche questa sul sito di Vatican News. La tutela dei minori e delle persone vulnerabili fa parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Questo è l'incipit del documento, il cui obiettivo è rafforzare ulteriormente l'assetto istituzionale e normativo per prevenire e contrastare gli abusi contro i minori e le persone vulnerabili nella curia romana e nello Stato della Città del Vaticano. E siamo alla vigilia del 28° viaggio apostolico che porterà Papa Francesco sabato e domenica prossimi in Marocco. Parlando al caro popolo del paese visitato da Giovanni Paolo II nell'85, in un videomessaggio il Papa pensa anche alla custodia della casa comune, all'incoraggiamento della comunità cristiana locale e all'incontro con i migranti nell'ottica di un mondo più giusto e solidale. Sentiamo proprio le parole di Papa Francesco al popolo del Marocco. Caro popolo del Marocco, assalamu alaikum, la pace sia con voi. Tra poco mi recherò nel vostro caro paese per una visita di 2 giorni. Ringrazio Dio per questa opportunità che mi dona. Sono grato a Sua Maestà, il Re Mohammed VI, per il suo gentile invito e alle autorità marocchine per la premurosa collaborazione. Sulle orme del mio santo predecessore Giovanni Paolo II vengo come pellegrino di pace e di fratellanza in un mondo che ha tanto bisogno. Come cristiani e musulmani crediamo in Dio, creatore, misericordioso, che ha creato gli uomini e li ha posti nel mondo perché vivano da fratelli, rispettando sé nelle diversità e aiutandosi nelle necessità. Egli ha affidato loro la terra, nostra casa comune, per custodirla con responsabilità e conservarla per le future generazioni. Sarà una gioia per me condividere con voi direttamente queste convinzioni nell'incontro che avremo a Rabat. Inoltre questo viaggio mi offrirà la preziosa occasione di visitare la comunità cristiana presente in Marocco e di incoraggiare il suo cammino. Come pure incontrerò i migranti che rappresentano un appello a costruire insieme un mondo più giusto e solidale. Cari amici marocchini, vi ringrazio di cuore fin da ora dalla vostra accoglienza e soprattutto delle vostre preghiere, assicurando le mie preghiere per voi e per il vostro caro paese. A presto. Si è spento dopo aver lottato contro la malattia con la caparbietà che lo caratterizzava Filippo Caputo, riconosciuto da tutti come Pippo, aveva 55 anni. All'Hospice di Chiavari questa mattina poco prima delle 7 è terminata la sua vita terrena in una inimmaginabile serenità. Pippo lascia una famiglia numerosa, oltre al fratello, le sorelle, le cognati e ai nipoti che lo hanno accompagnato fino all'ultimo, anche la moglie Giuseppina Bacigalupo, il figlio adottivo Don Federico Picchetto, che Pippo e Giuse hanno cresciuto così come ha fatto con Luigi Ippolito. Ci hanno fatto diventare uomini, ha detto oggi nella commozione Don Federico. A lui, a Giuseppina e Luigi vanno le condoglianze da parte di Telepace. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna. La famiglia chiede che non vengano donati fiori, ma vengano devolute offerte alla fraternità di comunione e liberazione.
Sabato e domenica Unitalsi distribuirà sulle piazze di tutta Italia le piantine di ulivo per raccogliere fondi per sostenere la propria attività. Anche nella nostra diocesi ci saranno i volontari che si stanno preparando al grande momento di festa sabato 6 aprile, quando a Chiavari sarà inaugurata la nuova sede in corso Assarotti. Vediamo. Come saranno utilizzate le offerte che raccoglierete? Noi utilizzeremo le offerte per permettere a chi non può di partecipare ai nostri pellegrinaggi, perché non tutti hanno la possibilità economica di venire in pellegrinaggio con noi e quindi saranno interamente dedicate a loro le offerte raccolte. Perché avete scelto la piantina d'olivo? La piantina di ulivo da 18 anni fa parte un pochino di Unitalsi, è una piantina di pace, una piantina che rappresenta la nostra associazione ed è un ringraziamento a coloro che vorranno con il loro contributo aiutare la nostra associazione. La sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi compie 90 anni. Attualmente quanti volontari siete? Siamo circa una cinquantina di volontari che animiamo e aiutiamo i malati a partecipare appunto ai nostri pellegrinaggi. Durante l'anno poi, oltre ai pellegrinaggi maggiori, organizziamo anche giornate dell'amicizia nelle parrocchie della diocesi e pellegrinaggi giornalieri. Per sostenere tutto questo e anche organizzarlo al meglio c'era bisogno di una nuova sede che vi regalerete proprio sabato 6 aprile in occasione del compleanno. Qual è il programma? Sabato 6 aprile inaugureremo la nuova sede di via Assarotti 1 di fronte all'Acli e il programma alle 15:30 l'inaugurazione e alle 16 la messa in cattedrale celebrata dal nostro vescovo diocesano. Noi vediamo che adesso fare una percentuale è difficile, ma la maggior parte di quelli che vanno a Lourdes poi ritornano. È perché forse in realtà uno pensa di andare a fare qualcosa, che infatti si va a fare qualcosa di materiale, ma in realtà poi il ritorno è molto maggiore perché è un ritorno interiore, che è quello che ti dà poi la forza di fare tutto quello che fai a Lourdes. Vi assicuro che ci sono dei momenti che uno dice ma come faccio ad andare avanti, però è quello che ti dà Lourdes, quello che ti danno i tuoi colleghi barellieri e dame, diciamo, che sono lì, quello che ti danno gli ammalati, perché poi nascono veramente una simpatia, delle amicizie che sono straordinarie, che si perpetuano negli anni, e tutto questo probabilmente ti dà la forza di continuare nei momenti difficili e la voglia di tornare, perché si arriva a un certo punto che uno non vede l'ora che parte al pellegrinaggio per ricominciare a fare tutte le cose che si fanno da quando sali sul treno, cominci a tirare giù i lettini, tutte queste cose qui, diciamo. Fine settimana dunque dedicato alla solidarietà. Domani e domenica saranno in piazza anche 11.000 volontari in 2.400 piazze di tutta Italia per distribuire le orchidee Unicef 2019. Questo fiore è diventato il simbolo delle campagne di sostegno ai bambini nel terzo mondo portate avanti dall'Unicef. In particolare la raccolta del 2019 sarà finalizzata al progetto Ogni bambino è vita, per fornire ai laboratori medici l'essenziale per assistere le madri e i loro piccoli colpiti da malnutrizione, e che è la corresponsabile ogni anno della morte di circa 3 milioni di bambini. Nel Tiguglio i volontari Unicef distribuiranno le orchidee nelle due sedi di Chiavari, in piazza Roma e Corso Garibaldi, nel negozio a Peregina di Via Nuova Italia a Lavagna e presso le parrocchie di Riva Trigoso. La distribuzione si svolgerà domani e domenica sino ad esaurimento delle scorte. E nella nostra agenda adesso gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 30 marzo. A Sestri Levante prosegue il ciclo di incontri psicanalisi e pratiche sociali. A partire dalle 9:15 alla Torre dei Doganieri la conferenza Psichiatria e psicoanalisi nell'epoca dei traumi di Mario Colucci. Nella sala Ghiuschi Fini della Società Economica di Chiavari alle 9:30 si terrà l'incontro Campioni nella vita, con la partecipazione di Don Alessio Albertini, che affronterà il tema Da un destino ad una destinazione. Parteciperà anche Marco Spaggiari, testimonial del gruppo musicale Controtempo. Dalle 10 alle 20 torna a Chiavari in via Rivarola al Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni, con una quarantina di stand di produttori provenienti da tutta Italia. Alle 11 nella struttura Sprar di piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure si terrà la presentazione del libro Tre ragazzi in fuga, raccolta di frammenti dei vissuti migratori dei primi ospiti della struttura. Ultimo appuntamento a Santa Margherita Ligure con la settimana dell'asino amico, l'asino accogliente, nell'anfiteatro Bindi dalle 14:30 alle 17:30, dove si terrà la festa di
arrivederci. Cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio Francesco Dall'Orso. L'appuntamento è all'Auditorium Campodonico di Lavagna a partire dalle 15:30. Il lato oscuro dell'Europa, i socialismi è il titolo della tavola rotonda in programma alle 16 a Villa Queirolo di Rapallo. Interverranno Giorgio Caralis e Giancarlo Ronga. Nella sede di Spazio Aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure alle 16:30 si terrà l'incontro Racconti Jazz con la collaborazione del fotografo Pino Ninfa. Nell'ambito del programma Primavera Concerti 2019, promosso dalla Filarmonica di Chiavari, alle 17 all'Auditorium della Filarmonica si esibiranno gli studenti della Scuola di Musica di Fiesole Apollo Horn Ensemble né Il magico suono del corno. Secondo concerto di primavera alle 17 nella Sala Albino della Biblioteca di Lavagna, la Caritas organizza un concerto benefico a favore dei giovani dell'Est Europa. Alle 17:30 nella Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari, organizzato dal Bandolo, l'incontro con Silvia Neonato che racconta Mary Shelley, la donna che ha inventato la paura. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera nuova puntata della rubrica Noi Chiesa, in onda alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Vediamo in anteprima i titoli. È iniziata in un clima di famiglia la visita pastorale di Monsignor Tanasini nell'ambito di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino. Domandiamoci cosa ci chiede il Signore, è stato l'invito nel primo incontro con le comunità. Compie 90 anni la sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi, un impegno costante e un'amicizia che continua con ammalati e sofferenti. Sabato 6 aprile l'inaugurazione della nuova sede. Un uomo può essere irregolare, ma la sua dignità è prioritaria. È il messaggio emerso a Chiavari al convegno Nessuno è illegale, a confronto il decreto sicurezza e il documento Fratellanza Umana. Nella festa dell'Annunciazione al Santuario delle Grazie, Monsignor Tanasini ha chiesto ai fedeli un cammino di conversione per riscoprire la presenza di Dio nella propria vita. Neppure io ti condanno, il tema della 24 ore per il Signore che si tiene venerdì e sabato in diverse chiese della diocesi, adorazione eucaristica, momenti di preghiera e la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. È tutto per questa edizione di TG Gli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.